Siamo con Roberto Cuppone, il direttore del laboratorio Teatro Olimpico. E allora chiedo a lei quali saranno appunto, intanto 10 anni di lavoro portato avanti, e quali saranno anche gli appuntamenti di questa stagione 2011. Il 28 ottobre c'è lo spettacolo Amlice, saggio sulla fine di una civiltà, portato dalla compagnia La Fortezza di Volterra, un gruppo di 28 attori detenuti che lavorano ormai da un quarto di secolo e che sono stati segnalati e premiati dai più grandi festival europei. Un'esperienza, non voglio essere retorico, ma sconvolgente. Il giorno dopo, la mattina, che è sabato, ci sarà l'incontro col regista, introdotto da Massimo Marino, giornalista del Corriere della Sera e docente universitario, e con la partecipazione di alcuni gruppi teatrali e di associazioni che lavorano nel teatro carcere. E a distanza di un mese circa, il 2 dicembre, è prevista una giornata dedicata alla prima proiezione di un film documentario che abbiamo realizzato montando tutte le riprese di questi 10 anni di laboratorio olimpico, e dove potremo vedere, messe in fila una dietro l'altra, le testimonianze di personaggi come Ronconi, Peter Stein, Eugenio Barba, e nonché gli ultimi ovviamente Del Bono, Martinelli e Punzo. L'idea è appunto di sedimentare in questo film le espressioni più autorevoli su quelli che possono essere i possibili usi dell'Olimpico e il senso di una programmazione teatrale all'interno di questo teatro. Infatti, perché appunto il Teatro Olimpico è un teatro comunque piccolo, con magari pochi posti, e come può diventare appunto un richiamo anche per un'altra parte magari di pubblico che non è il solito pubblico che frequenta un luogo forse un po' d'élite, possiamo dirlo. Eugenio Barba chiude un suo libro con la frase «Pochi è il numero giusto». Io non amo la retorica degli spettacoli per i molti, esistono i tutti, non i molti. Allora le cose per pochi possono essere per tutti. Noi lavoriamo su esempi, su grandi esempi, tra cui il Teatro Olimpico stesso, che non è nato per essere un teatro di massa, no? Quindi noi lavoriamo perché questi esempi siano di orientamento, di stimolo per una programmazione teatrale e culturale sulla città. L'assessore Francesca Lazzari, assessore alla cultura del Comune di Vicenza, ci dirà due parole per quanto riguarda questa conferenza stampa nella quale è stato presentato il programma del Laboratorio Olimpico per la stagione 2011. Grazie assessore di essere nostra ospite. Sì, allora, Laboratorio Olimpico, questo progetto diciamo proprio di spettacoli, di ricerca e di sperimentazione che partono dal mito della classicità, però per riportarla ai dubbi, alle pulsioni e alle inquietudini dei nostri giorni, è nato 3 anni fa e ci sta dando grandi soddisfazioni, perché stiamo portando sul palcoscenico olimpico i più grandi protagonisti del teatro europeo, del teatro di ricerca. Quest'anno in particolare c'è questa compagnia La Fortezza, diretta da Punzo, che ha vinto numerosissimi premi in Europa e anche in Italia. È una compagnia fatta da carcerati di lunga, con pene importanti, anche qualche ergastolano. È una compagnia che lavora stabilmente in carcere sul teatro e che sta girando appunto per vari teatri. Non è stato semplice organizzare, perché vengono con appunto guardie, non guardie. E quindi, anche l'aspetto organizzativo è stato curioso, diciamo così. E quindi vi assicuro però che quello che ho visto è molto emozionante, molto forte e molto importante. Abbiamo coinvolto anche tutte le realtà sociali della città in modo tale che diventi un appuntamento importante. È uno spettacolo che è stato riallestito appositamente per il Teatro Olimpico. Bene, quindi ecco, si diceva un po' questo pubblico che è un po' stanco, che dà segni di questo potrebbe essere uno spettacolo per il quale ci potrebbe essere anche un po' di risveglio. Sì, noi con Laboratorio Olimpico da 3 anni abbiamo proprio inteso cercare altri target che
amino, come dire, la classicità ma reinterpretata nella contemporaneità, perché la semplice riproposizione di spettacoli classici, seppure ha un suo valore tradizionale e culturale, chiama un pubblico sempre più di nicchia e sempre più, come dire, meno giovane, a parte qualche scuola che riusciamo a coinvolgere. Per cui con queste iniziative stiamo riportando a teatro un pubblico inusuale che non viene mai all'Olimpico e che invece in questi casi riempie il teatro e ci dà delle grandi soddisfazioni.